Un caloroso buongiorno, ben ritrovati con l'informazione qui su Telefriuli. In apertura la nuova ordinanza che restringe un po' le regole in Borgo Stazione a Udine. Da oggi chiusura anticipata di bar, ristoranti e mini market per fermare il fenomeno dell'ubriachezza di cui spesso si sono lamentati i residenti. Questo è il nostro servizio di apertura. In quell'area i negozi alle 9 della sera devono fermare la vendita di birra, di alcolici. Perché purtroppo ci sono alcuni mini market che tengono aperto fino alle 11, mezzanotte e quindi agevolano il consumo di sostanze alcoliche. Poi abbiamo messo degli orari di chiusura ai locali alle 11 fino a venerdì, il sabato e la domenica invece fino a mezzanotte. Questo non è un coprifuoco, questa è una chiusura anticipata di alcune attività, quindi di bar, di ristoranti, di mini market. Le persone sono ovviamente poi libere di circolare, di fare qualsiasi tipo di altra attività. La realtà è che abbiamo tentato in tutti i modi di far capire ai gestori di tanti locali, di tante attività, di tanti mini market che in Italia ci sono delle regole ben precise. Evidentemente la stragrande maggior parte di questi gestori non rispetta le regole. Come sta andando il vostro servizio in quella zona? Noi siamo quotidianamente impegnati con pattuglie itineranti e col presidio. Poi spesso andiamo anche con l'unità cinofila proprio per stroncare il fenomeno dello piccolo spaccio. Azioni particolari le avete fatte nei confronti di eventuali spacciatori, ubriachi? Abbiamo già adottato provvedimenti, fatte segnalazioni alla questura, abbiamo sequestrato diversi quantitativi di droga. Adesso pensiamo di implementare questo servizio prevedendo una pattuglia anche in orario serale, perlomeno per i mesi estivi. Dopo Torino, Trento, Brescia e Vicenza, gli alpini con un ciclo di conferenze per festeggiare i 150 anni del Corpo hanno fatto tappa a Udine con un convegno dedicato al rapporto con la protezione civile. Gli alpini fanno parte dell'esercito e l'esercito fa parte della difesa. La difesa è uno dei bracci operativi più importanti perché numericamente e qualitativamente più grandi del Dipartimento della Protezione Civile. Perché l'esercito in particolare? Perché l'esercito è per sua natura costruito, addestrato, formato per vivere e muovere in un ambiente degradato, come quello che si crea purtroppo quando ci sono questi cataclismi. E quindi è naturale per le forze armate potersi muovere e operare all'interno di un cratere di un sisma, di un'alluvione o di altre situazioni un po' critiche. Seconda cosa è la capacità che abbiamo di utilizzare le nostre attrezzature, il nostro addestramento in dual use. Faccio un esempio, i nostri reparti del Genio sono fatti per creare le strade per permettere alle forze di muovere quando ci sono dei combattimenti. Queste capacità dual use che possono essere utilizzate sia per i nostri scopi istituzionali e sia per queste attività crea poi una capacità che viene utilizzata dal Dipartimento della Protezione Civile a 360 gradi. Hanno ereditato da quelle... La staffetta alpina è partita dalla caserma Feruglio, passando per il centro, dove ha reso omaggio al monumento ai caduti. Presenti oggi a Venzone il comandante, parte dell'equipaggio della nave Alpino della Marina Militare Italiana, ormeggiata a Trieste per il gran finale della Fiaccola della Memoria e della Tradizione Alpina del 2022. La staffetta partita da Ventimiglia il 6 giugno farà tappa a Udine nel pomeriggio, con arrivo previsto alle 17:30 in Piazzale Chiavris e alle 18 in Piazzale Osoppo. Domani concluderà il suo viaggio dopo 23 tappe e 1500 km a Trieste. Lo scopo del viaggio è collegare idealmente i luoghi e la storia del Corpo degli Alpini e celebrarne i 150 anni. A passo di corsa la staffetta ha toccato le località che furono sedi delle primissime alpine. Apriamo il capitolo della cronaca. Un anziano di 87 anni è stato vittima in pieno centro a Udine della cosiddetta truffa dell'abbraccio. Una avvenente donna gli ha sfilato il portafoglio con all'interno 5.000 euro e successivamente la collana d'oro. Sul caso indagano i carabinieri di Udine. Giovane ed avvenente, ma altrettanto scaltra, è la donna che ieri pomeriggio in centro a Udine ha raggirato e quindi derubato un anziano di 87 anni che era seduto all'esterno di un bar. Quella stessa donna si è prima avvicinata a lui e poi con fare dolce ha conquistato la sua fiducia, tanto da riuscire ad abbracciarlo, fingendosi di essere un'amica di vecchia conoscenza. Lui, dopo le prime titubanze, si è lasciato andare e si è fatto mettere le mani attorno al collo. È in quel momento che l'avvenente donna, che di fatto era una ladra, gli ha prima sfilato la collana d'oro e, come se non bastasse, gli ha sottratto il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni. All'interno c'erano 5.000 euro che l'anziano aveva da poco ritirato in banca. È solo in un secondo momento che l'87enne si è accorto di essere
essere stato derubato, ma ormai era troppo tardi, anche perché di quella donna che con estrema scaltrezza lo aveva derubato si erano perse le tracce. Al malcapitato uomo non è rimasto altro quindi che sporgere denuncia ai carabinieri di Udine. Intanto i carabinieri della stazione di Polcenigo, in collaborazione con i colleghi della radiomobile di Sacile, hanno arrestato il presunto autore di diversi furti in abitazione avvenuti negli ultimi mesi nel comune della Pedemontana Pordenonese. Si tratta di un 42enne del posto che, come disposto dal GIP Monica Biasutti, si trova ora agli arresti domiciliari. I primi episodi risalgono ad aprile, quando da un'abitazione erano stati rubati una borsa da donna e diverse bottiglie di alcolici, mentre il titolare di una lavanderia aveva denunciato la tentata manomissione della macchinetta cambiasoldi. L'uomo, nonostante l'obbligo di dimora, il mese scorso ha visitato un'abitazione disabitata e dopo aver danneggiato il frigorifero ha rubato sottraendo generi alimentari. Da qui, su richiesta dei carabinieri della stazione di Polcenigo, l'inasprimento nei suoi confronti della misura cautelare, sostituendo l'obbligo di dimora con gli arresti domiciliari con tanto di braccialetto elettronico. Non bastano le recenti precipitazioni a dare sollievo alla siccità nel Pordenonese. Come evidenziato dal locale consorzio di bonifica, il Cellina ha beneficiato maggiormente delle piogge, mentre il Meduna continua a essere in forte sofferenza. Meglio va la zona di Maniago e Sacile, con lo Spilimberghese ancora in forte difficoltà. La situazione resta critica sul fronte della siccità nel Pordenonese. La recente nottata di pioggia ha solo in parte lenito le sofferenze. Il consorzio di bonifica Cellina Meduna sta valutando con attenzione le ricadute delle precipitazioni, attendendo che si stabilizzino le portate dei due principali corsi d'acqua della zona, ingrossati temporaneamente dalla perturbazione che da martedì notte ha interessato la destra tagliamento. Nelle prossime ore, fanno sapere dal consorzio, sarà possibile stimare l'esatto apporto dell'ondata di maltempo, in particolare di quanti metri cubi utili siano stati intercettati nel lago di Redona a tramonti. Quel che è certo è che è piovuto di più sul Cellina, mentre il Meduna, per il quale da mesi si registra un deficit marcato di accumuli, resta in difficoltà. In un quadro meteo così eccezionale, spiega il presidente del consorzio, Walter Colussi, ogni goccia è vitale. Per questo restiamo cauti e invitiamo tutti a tenere alta la guardia. La lotta agli sprechi rappresenta purtroppo un argomento di estrema attualità. E se in montagna le precipitazioni non si sono rivelate uniformi, lo stesso deve dirsi per la pianura. Anche qui la fascia ovest è stata beneficiata da maggiori quantitativi, andando a coprire l'area che dall'Alto Maniaghese scende fino a Sacile. Meno fortunato invece il lato orientale del territorio, con lo Spilimberghese, che risulta essere stato solo lambito dalle intense precipitazioni recenti e che quindi presenta le maggiori criticità. Per di più, in vista, almeno per i prossimi giorni, non ci sono altre precipitazioni di rilievo. Le difficoltà incontrate durante la pandemia per l'applicazione del cosiddetto smart working o lavoro agile e l'aumento dei casi di violenza di genere tra le mura domestiche sono due aspetti della ricerca che meritano attenti approfondimenti e l'individuazione di possibili soluzioni. Quanto ha rilevato il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, intervenendo a Palazzo Belgrado di Udine alla presentazione della ricerca promossa dalla Commissione regionale delle pari opportunità, dedicata all'impatto della pandemia da Covid-19 sulla salute, gli stili di vita e sul benessere delle persone che vivono, studiano e lavorano nella nostra regione, in Friuli Venezia Giulia. È stata una ricerca messa in campo dalla Commissione Pari Opportunità molto importante, perché è stato somministrato un questionario da 73 domande a cui hanno risposto circa 841 cittadini. Da questo, tra le altre cose, una cosa che dovremo in qualche modo affrontare, che in qualche modo ci indica cosa ha lasciato la pandemia, è questo proprio della difficoltà, dello smart working, che molte volte veniva immaginato come uno strumento per conciliare vita e lavoro, che invece si è trasformato in alcuni casi come uno stress relativo al fatto che chi era a casa lavorava di più in orari magari non consoni, in condizioni magari non perfette. Così come l'altra cosa che è emersa è che durante il lockdown, durante il periodo in cui siamo stati chiusi a casa, sono aumentate le violenze di genere, di cui hanno fatto per lo più sono state vittime le donne. Approfondiremo ancora per riuscire a intercettare anche le fasce che non hanno risposto a questo questionario, magari usando e utilizzando altri strumenti, per capire anche nelle fasce di più disagio quali siano stati gli effetti propri della pandemia di questo periodo che abbiamo e che stiamo purtroppo ancora vivendo. Le imprese più solide sono riuscite a passare attraverso la crisi in maniera strutturata,
tante altre non ce l'hanno fatta, ma anche qua bisogna sempre capire se erano imprese talmente poco solide da non poter affrontare alcun tipo di crisi o se è stato proprio il Covid. Diventa per noi un punto strategico l'identificare le chiare motivazioni. Abbiamo capito che l'impresa più resiliente, più competitiva, non è più solo quella in grado di essere flessibile per adattarsi al cambiamento del mercato, ma è quella che si adatta al mercato anticipandone i cambiamenti. Negli anni '80 Pordenone è stata la capitale, verrebbe da dire la culla della musica italiana, in particolare della musica new wave e punk. E il movimento del Great Complotto ancora oggi incuriosisce e soprattutto fa parlare di sé, tanto che il giornalista pordenonese Umberto Sebastiano vi ha ambientato il suo primo romanzo, Il mondo finirà di notte. A breve Sebastiano sarà nelle Marche a raccontare quel fenomeno che a distanza di 40 anni produce ancora i suoi frutti musicali e artistici. Rimanda a delle vicende che io ho vissuto all'inizio degli anni '80. All'inizio degli anni '80 Pordenone era, incredibilmente per quelli che non lo sanno, una capitale della musica italiana, in particolare della musica new wave e punk. E questa cosa ancora ci si chiede come è stato possibile, però è successo, perché ci sono state delle persone, diciamo così, illuminate che sono state influenzate, hanno vissuto in Inghilterra, poi sono arrivate appunto a Pordenone alla fine degli anni '70 e hanno creato un movimento musicale che è stato molto vivace e ha attirato l'attenzione della stampa nazionale. Il libro ovviamente usa questo sfondo, questa ambientazione come sfondo poi di una storia d'amore che nasce e si consuma in 3 settimane del giugno del 1981. Cosa è rimasto di quella Pordenone? A Pordenone a distanza di 40 anni è rimasta ancora un eco di quell'esperienza, ma sono rimasti anche dei gruppi musicali che tuttora vanno avanti, per esempio. L'esempio più eclatante sono i 3 Allegri ragazzi morti di Davide Toffolo, i Sic Tamburo, i Prozac Più, sono tutti gruppi che derivano da quell'esperienza lì. È stata una semina che ha portato dei grossi risultati, insomma, e che tuttora appunto fa parlare di sé. Per esempio a fine mese andrò nelle Marche a fare uno storytelling sul Great Complotto e su Pordenone, perché l'interesse è proprio ovunque. A distanza di 40 anni ancora ci si chiede cosa è successo, raccontamelo. Questa dunque è la nostra ultima notizia, l'informazione su Telefriuli si conclude qui. Buon pranzo a tutti, ci vediamo nei prossimi appuntamenti. Grazie ancora per l'attenzione.